41 voti a favore, 2 astenuti, 2 schede bianche e un voto nullo. Dopo l'accusa di molestie mossa dalla consigliera Milena Cecchetto, i 5 giorni di sospensione a Gio Formaggio dal Consiglio regionale del Veneto sono stati votati anche dal suo partito, Fratelli d'Italia, ma con una precisazione. Per quanto riguarda l'istituzione, oggi abbiamo mandato un segnale chiaro, che è quello dicevo poc'anzi, e per quanto riguarda invece le responsabilità o comunque quanto è accaduto, saranno le sedi opportune, gli interessati che accerteranno, verificheranno se nel caso questi fatti. Quindi io credo che il nostro dovere oggi era quello di ribadire la tutela e il valore del patrimonio delle istituzioni e il resto ci penserà qualcun altro. Dall'altra parte l'intergruppo consiliare Lega Lista Zaia, a cui appartiene Milena Cecchetto, si è stretto subito attorno alla collega. Io credo che sia una sanzione giusta perché quello che è successo, a prescindere da come viene chiamato il gesto, è sicuramente stato molto grave e penso non ci fossero molte altre opzioni. Oggi Milena Cecchetto non era presente in Consiglio. Quanto è provata da questa vicenda? È molto provata perché è chiaro che si è sentita molto imbarazzata, quindi sicuramente ci vorrà molto tempo perché dimentichi tutto questo. Di una settimana difficile per il Consiglio regionale parla il capogruppo Dem Giacomo Possamai. Vicende come questa, dice, non fanno bene alle istituzioni. È chiaro che non è un'aula di tribunale il Consiglio regionale, quindi le discussioni su quello poi che è accaduto concretamente starà casomai ai tribunali. Dal nostro punto di vista, quindi sul piano politico, è evidente che il tema della violenza sulle donne, dei diritti delle donne va preservato sempre e quindi che il Consiglio regionale non poteva che esprimersi in questa maniera. Un altro distinguo sulla vicenda si trova nella lettura del portavoce delle opposizioni Arturo Lorenzoni. C'è un piano personale su cui l'Aula è assolutamente vicina alla collega e su cui non c'è discussione, non c'è se, non c'è ma. C'è un piano politico in cui effettivamente qualche domanda nasce. Come è nata tutta la questione? A me personalmente non è ancora chiaro, nel senso che mancano alcune informazioni per capire come quella sera la stampa fosse in possesso di queste informazioni e io credo che su questo una risposta nei prossimi giorni sia dovuta.